A tutti voi buon lunedì, buona giornata di Santo Stefano, bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Telefriuli che apriamo subito con la cronaca. Incidenti sugli sci e valanghe hanno funestato il Natale sulle montagne dell'Alto Adige e in Austria. Una ragazzina olandese di 12 anni è morta per le gravissime ferite riportate dopo essere finita con gli sci contro un albero nel comprensorio dello Zillertal in Austria. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio. La dodicenne è morta in ospedale nella notte. Sempre ieri una valanga ha travolto ed ucciso uno sci alpinista di 59 anni in Alto Adige, in Val Senales, a 2700 metri di quota. Il corpo dell'uomo è stato recuperato nella notte. Le ricerche erano state attivate dai familiari dopo il mancato rientro. E sempre nella notte sono stati trovati in vita, sebbene gravemente feriti, gli ultimi due dispersi della valanga che ieri ha sepolto 10 sciatori nella località sciistica di Lech Zurz, a 2700 metri di altitudine, nell'end alpino occidentale del Vorarlberg in Austria. 4 delle 10 persone salvate sono ferite. Le autorità escludono che vi siano altri dispersi. Mentre la sua auto veniva distrutta dalle fiamme, la proprietaria uscita dall'abitacolo ha avuto un mancamento. È successo a Porcia questa mattina. A essere soccorsa una ottantenne alla guida di una utilitaria che ha preso improvvisamente fuoco lungo la strada che conduce a Palse, in via Panigai. Dopo aver notato del fumo uscire dal vano motore, la donna ha lasciato l'auto in prossimità di un'abitazione e ha chiesto aiuto. Sul posto si sono diretti i Vigili del Fuoco di Pordenone. Proprio durante le operazioni di spegnimento l'anziana ha accusato un malore venendo soccorsa dai pompieri e successivamente dal personale sanitario che ha condotto la donna al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone. Sul posto anche 2 pattuglie della Polizia di Stato. Ed una coppia di anziani è stata accompagnata dal personale sanitario all'ospedale di Udine per aver respirato i fumi dell'incendio divampato nella loro abitazione. È successo la sera di Natale a Udine, all'incrocio tra via Venezia e via Gabelli. A prendere fuoco attorno alle 18:30 è stato il tetto dell'abitazione di 2 piani. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco con 2 squadre, l'autosquadra e anche il gruppo NBCR partiti dal comando di via Popone. In soccorso anche i colleghi del distaccamento di Codroipo. I pompieri hanno trovato la coppia di proprietari della casa già all'esterno dell'alloggio. Dopo essersi assicurati che nell'abitazione non vi fossero altre persone, hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell'incendio. Quindi hanno iniziato a mettere in sicurezza i solai del secondo piano della casa e del tetto in legno, tetto che resterà coperto temporaneamente con teli impermeabili. Sul posto anche la polizia locale che ha interdetto al traffico la zona durante le operazioni dei Vigili del Fuoco. Uno sciacallo dorato è stato investito ed ucciso in tangenziale a Udine. A segnalare la presenza dell'animale è stato un automobilista in transito nel tratto tra Udine e Tavagnacco all'altezza della ex Hypo Alpe Adria Bank. Nel vederlo steso a terra aveva pensato si trattasse di un cane, poi si è capito essere uno sciacallo dorato, canide selvatico di provenienza balcanica molto simile ad un piccolo lupo. Il recupero è stato effettuato dal servizio di vigilanza della Federcaccia del Friuli Venezia Giulia, coordinato da Salvatore Salerno, in azione anche a tutela della fauna e dell'ambiente pure nei giorni festivi. Il ritrovamento conferma che questa specie protetta, dopo i numerosi avvistamenti nell'area triestina, si sta espandendo in tutto il territorio regionale, spiega Salerno. L'invito ai cittadini a segnalarne la presenza così da consentire di stimarne la presenza nel nostro territorio. Lo sciacallo dorato è un animale che si nutre di fauna selvatica e all'occorrenza anche di animali domestici. Nuova vita per il Palabigot di Gorizia. La struttura diventerà un polifunzionale destinato ad ospitare grandi concerti. Una struttura destinata ai grandi concerti in grado di ospitare fino a 3.500 spettatori. E questo è il futuro del Palabigot di Via delle Grappate a Gorizia.
Si tratta di uno spazio storico dello sport isontino, dove negli ultimi anni della Serie A si è esibita la gloriosa Pallacanestro Gorizia alla fine del secolo scorso. Dopo quasi 2 decenni di abbandono, il comune riqualificherà l'intero complesso garantendo una nuova vita al palasport, che diventerà a tutti gli effetti un palaconcerti. Il progetto di messa a nuovo della struttura farà parte dei finanziamenti in vista di Gorizia Nova Gorizia, capitale della cultura europea. Tra iter burocratico e lavori veri e propri, il Parabigot versione polifunzionale diventerà realtà non prima del 2025. Già nella sua prima vita, il palazzetto aveva avuto una destinazione non solo come struttura sportiva. Nel 2003 aveva ospitato le esibizioni di grandi nomi dello spettacolo come Raffaella Carrà e Giorgio Panariello. Smaltiamo più cause di quelle che introitiamo e non abbiamo processi che durano più di 3 anni, a dirlo il presidente del Tribunale di Pordenone, Lanfranco Maria Tenaglia, che ha parlato di giustizia che funziona nella destra tagliamento. Le performance del Tribunale di Pordenone sono buone, a rilevarlo il presidente del Palazzo di Giustizia, Lanfranco Maria Tenaglia, che ha voluto complimentarsi per i risultati conseguiti quest'anno con tutto il personale amministrativo e i magistrati, grazie ai quali è stato possibile mantenere dei livelli di efficienza notevoli anche nel 2020 e nel 2021. Questi livelli di efficienza sono stati migliorati nel 2022. Per quanto riguarda proprio i risultati, Tenaglia ha snocciolato alcuni dati significativi. Noi smaltiamo più cause di quelle che introitiamo e non abbiamo quasi cause che durano più di 3 anni, se non nel caso in cui ci siano elementi o circostanze che non dipendono dal giudice ma dipendono da altre vicende. Quindi diciamo che la giustizia a Pordenone funziona. La letterina di Natale di Jonathan, che aveva chiesto un camioncino dei pompieri, ha fatto parlare di sé in tutta Italia. Appesa ad un palloncino, quella letterina era volata da Como fino a Pordenone. Proprio i vigili del fuoco della città sul Noncello hanno consegnato al bambino il suo regalo. La sua letterina di Natale è volata con un palloncino da Como al Friuli e da Pordenone i pompieri sono partiti per un viaggio a ritroso, realizzando il desiderio di un bimbo di 3 anni. A rendere felice il piccolo Jonathan non è stato, almeno quest'anno, Babbo Natale con la slitta e le renne. Ci hanno pensato i vigili del fuoco, arrivati con la scala fino al balcone della casa del bimbo, che per il 25 dicembre aveva espresso il desiderio di ricevere un camioncino dei pompieri. Il bambino aveva chiesto aiuto alla nonna per scrivere questo messaggio in una letterina. Caro Gesù bambino, mi chiamo Jonathan, ho 3 anni e vado all'asilo. Per Natale mi piacerebbe avere il camion dei pompieri. Il foglio con il suo desiderio è stato appeso ad un palloncino azzurro che da Pusiano, comune del Comasco, ha percorso 400 chilometri prima di cadere in un campo di Pordenone. Un passante lo ha visto, lo ha raccolto e ha pensato bene di consegnarlo ai vigili del fuoco della città sul Noncello. I pompieri non ci hanno pensato 2 volte ad organizzarsi per esaudire quel desiderio. Così sono partiti alla volta della Lombardia e con l'aiuto dei colleghi del comando provinciale di Como e del distaccamento di Erba, il giorno della vigilia sono arrivati sotto casa di Jonathan a Pusiano. E per far sì che fosse magia fino in fondo, un pompiere ha indossato i panni di Babbo Natale, salendo su una scala fino al balcone, dove ad attenderlo c'era un incredulo e sorridente bambino che difficilmente dimenticherà queste feste. Grandi emozioni, atmosfera magica a Cornino per la tradizione del presepe emerso dalle acque del lago grazie a 40 sub. La magia del Natale rivive al lago di Cornino. Dopo la pausa imposta dalla pandemia e l'edizione a regime ridotto del 2021, quest'anno ha preso nuovamente vita, la sera della vigilia, la tradizione della natività galleggiante sullo specchio d'acqua. Il bambin Gesù emerso dalle profondità fra le braccia dei sub, insieme alle altre statue, ha composto il presepe al centro del lago. Arriva Monsignor Sergio De Cecco, parroco di San Daniele Forgaria, ha celebrato la Santa Messa in un'atmosfera resa speciale dai giochi di luci riflesse nelle limpide acque del lago. Tra i presenti anche i sindaci di Forgaria, Marco Chiapolino, e di Trasaghis, Stefania Pisu.
La manifestazione, organizzata dall'ASD Friulana Subacquei, guidata dal presidente Ernesto Milan, ha coinvolto 40 sub. Hanno collaborato le amministrazioni comunali di Trasaghis e Forgaria, il gruppo Alpini di Forgaria e la Protezione Civile di Forgaria, Osoppo e Trasaghis. In riva al lago c'era anche il decano della Friulana Subacquei, Lady Vidussi. Quella del presepe di Cornino è una tradizione che si rinnova da 48 anni. Era il 1973 quando un gruppo di subacquei ebbe l'idea di dar vita ad un Natale diverso. Furono realizzate delle statue poi posizionate sul fondo del lago. La notte del 24 dicembre 1973, dopo la messa, a mezzanotte venne impartita la benedizione e i sub con le loro torce e il parroco istruito per l'occasione resero omaggio al presepe. La cerimonia si ripete da allora, con alcune pause come quella del 1976 dopo il terremoto e del 2020 per la pandemia. Nel corso degli anni sono state diverse le modifiche apportate, dall'illuminazione alle statue. Il presepe del lago del Cornino resterà visibile in superficie almeno fino al giorno dell'Epifania. Dario Ballantini ha portato in scena al Teatro Odeon di Latisana una selezione di trasformazioni dai suoi 40 anni di attività. 10 cavalli di battaglia interpretati dal suo sorprendente trasformismo. Per il cartellone spettacoli dell'ente regionale teatrale, al Teatro Odeon di Latisana hanno tenuto banco le esibizioni di Dario Ballantini, imitatore, attore e pittore livornese con sottotitolo di spettacolo Conseguenze di 40 anni nei panni di altri. Una performance interpretata con sorprendente trasformismo di 10 personaggi famosi per il pubblico televisivo, ma non solo, fra i tanti che dal 1984 ha portato in scena a Striscia la Notizia per 25 anni, e dal 1987 pure in teatro con compagnie dialettali seguite negli anni da esibizioni di trasformismo. Una pièce dedicata a Petrolini nel 1994, poi ripresa ed aggiornata di recente fino all'omaggio a Lucio Dalla con Da Balla a Dalla del 2014. Con regia di Massimo Licinio ed accompagnamento alla fisarmonica di Marcello Fiorini, già suo partner nel precedente Ballantini e Petrolini, e da materiali video l'artista livornese fa sfilare come in un concerto a più ospiti personaggi come Gino Paoli, Ray Charles, Vasco Rossi, Paolo Conte, Gianni Morandi, Zucchero ed altri, nonché l'indimenticabile Valentino, icona comica della sua carriera. Dario Ballantini, figlio e nipote d'arte, è come accennato dal 1984 che alterna il ruolo di trasformista comico a quello di pittore. Ad inizio carriera ha lavorato in televisione soprattutto con Corrado ed Antonio Ricci di Striscia la Notizia, mentre in radio è stato conduttore e coautore per 3 anni del programma di Rai 2 Otto Volante, che gli valse nel 2013 il premio Flaiano. Achille Bonito Oliva lo ha definito una scultura vivente che con le sue trasformazioni attua una personale forma di arte del corpo. Noi ci fermiamo qui, prossimo appuntamento con l'informazione in diretta di Telefriuli questa sera alle 19. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.